Ok, questa volta è buona l'inquadratura. Gloria al Signore. Bene, accostiamoci alla parola del Signore, questo è il centro del nostro culto. Il Signore vuole parlarci. Vogliamo leggere in Giovanni, capitolo 4, sicuramente una storia conosciuta, molti conosciamo questa storia che parla di un incontro tra Gesù e una donna di Samaria, samaritana. Giovanni capitolo 4 dal primo verso fino al verso 26. Amen. Posso leggere? L'avete trovato? Amen. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È un passo, ripeto, molto conosciuto, soprattutto il versetto 24 lo citiamo spesso quando andiamo a evangelizzare. Dio è spirito
E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. Alleluia. È una bella storia questo incontro, perché ci dà molti spunti, ci fa capire come Gesù vuole incontrare ogni tipo di persona. Amen. Amen. Questo incontro e la conseguente conversazione di Gesù con la donna samaritana rivela il mandato conferitogli dal Padre e il profondo desiderio di riportare ogni persona, indipendentemente dal ceto sociale, dalla cultura, dalla provenienza, ad un'esperienza personale con Dio. Gesù vuole questo, che tutti gli uomini siano salvati. Ed è lo strumento che Dio ha mandato, lo strumento potente, affinché gli uomini possano ritornare a Dio. Chi lo accetta diventa figlio di Dio. Amen. Quindi l'obiettivo di Gesù qual è? È la salvezza del peccatore. Quando si è alla presenza di Gesù, Egli ci svela tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza e tutti i nostri peccati. Quando si è alla presenza del Signore, ci si sente, tra virgolette, nudi. E questa consapevolezza è qualcosa di importante. Noi abbiamo bisogno che il Signore ci scruti. L'uomo per natura è portato a nascondersi, già agli inizi. Vi ricordate? Quando Adamo ed Eva peccarono, si dovettero nascondere, perché non potevano stare alla presenza di Dio come lo erano prima. L'uomo non fa altro che nascondersi, nascondere i propri peccati, ma non possiamo nascondere nulla al Signore. Dio è luce. Amen. Amen. E la luce sconfigge le tenebre. Gloria al Signore. È importante la nostra reazione quando ci rendiamo conto della conoscenza perfetta che Cristo ha di noi. Cristo è onnisciente, vuol dire che sa ogni cosa. È un attributo che appartiene anche a Dio. L'onniscienza, così come l'onnipresenza, l'onnipotenza. Ma noi vogliamo sottolineare questo attributo, l'onniscienza. Gesù conosce ogni cosa. Conosce ogni cosa e conosce ognuno di noi. C'è un meraviglioso esempio in Giovanni capitolo 1, versetto 45 a 51, voglio condividerlo insieme a voi. Giovanni capitolo 1, versetto 45 fino al verso 51, è l'incontro di Gesù con Natanaele. Guardate che bella storia, la leggiamo insieme. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù figlio di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui, non l'aveva mai visto prima, però disse qualcosa di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli disse: da cosa mi conosci? E Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Amen. Natanaele gli rispose: Maestro, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Natanaele, quest'uomo, si accorse dell'onniscienza di Gesù. Non è qualcosa di, umanamente parlando, normale.
Filippo era sicuro, Natanaele era sicuro che quando era sotto l'albero non c'era nessuno con lui. Eppure Gesù gli ha rivelato, quando eri lì sotto l'albero, da solo, io ti ho visto. Amen. Amen. Gloria a Dio. Bellissimo esempio della conoscenza che ha Gesù di ognuno di noi. Noi abbiamo bisogno di questa conoscenza. Che ne dite? Amen. Alleluia. Quando siamo alla sua presenza non dobbiamo parlare di noi a Lui, presentandoci al meglio che possiamo. Perché Lui già ci conosce. Lui sa chi siamo. Amen. Dobbiamo accettare quello che Egli ci rivela della nostra condizione spirituale. Questo è importante. Cosa vuol dire? Quando siamo alla presenza del Signore, anche se siamo stati salvati, abbiamo accettato Gesù, fratelli, forse non lo so se riguarda me, spero di no, io mi sento mancante. Amen. Amen. Quando sono alla presenza del Signore, so di non essere una persona perfetta, ma sono anche sicuro del suo amore per la mia vita. Dico solo, Signore, ripetendo qualcosa che ha sempre scritto Davide nei suoi salmi. Signore, abbi pietà di me. Amen. Non posso fare a meno quando sono alla tua presenza. La tua santità si contrappone a quello che io sono, misero me. Alleluia. Ma confido in te, Gesù. Salvezza mia, che Dio Padre mi ha provveduto. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Solo così possiamo ricevere il suo amore e il suo perdono nella nostra vita. L'acqua che Gesù voleva offrire alla Samaritana e che vuole offrire a tutti è vita spirituale. E per sperimentare questa realtà bisogna bere di quest'acqua viva. Quest'atto bere indica un'azione continua. Devi bere, non bevi una volta e basta, devi continuare a bere. Alleluia. Cioè fare un'esperienza non isolata, ma un'esperienza continua con il Signore. Cioè uno stile di vita che richiede un'interazione, una relazione sempre con Cristo Gesù, fonte di quest'acqua. Amen. Amen. Alleluia. Non può essere un'esperienza fatta incontro tanti fratelli, conosco tanti fratelli, tante sorelle e molti vanno fieri di quanti anni hanno conosciuto il Signore. Conosco, sono convertito da 50 anni. Amen. Gloria a Dio, è buono, gloria al Signore. Ma oggi stai bevendo da quella fonte? O ti ricordi ancora di quell'acqua che hai bevuto 50 anni fa? Perché se così è, non stai sperimentando l'immensa grazia di Dio in Cristo Gesù. Amen. Dobbiamo sempre attingere da quella fonte. Amen. È un invito che faccio a me stesso e che predico questa mattina anche a voi e chi ci ascolterà poi nella registrazione. Spero che Dio faccia la sua opera. Gloria al Signore. Bere continuamente. Gloria al Signore. Dobbiamo andare sempre alla fonte. E Gesù è la fonte d'acqua viva.
Nessuno può continuare a dissetarsi a questa fonte se trascura la propria comunione con Cristo. Amen? Amen. Alleluia. Perché tante volte purtroppo ci troviamo a dire sempre le stesse cose, no? Non trascuriamo la comune adunanza. Frequentiamo le attività della Chiesa, gli appuntamenti. Frequentiamo la comunità. Gloria al Signore, perché qui si parla di Gesù. O no? Amen. Alleluia. Se cantiamo per lodare il suo nome. E sicuramente non cantiamo neanche tanto bene. Ma non importa. È il nostro desiderio lodare il Signore. Amen. Qui si parla di Gesù. Si legge la parola del Signore. Amen. Amen. La meditiamo. Il Signore parla a noi. Riflettiamo su quello che ascoltiamo. Amen. Amen. E diciamo grazie Signore. E questa parola ci dà sempre un'indicazione, un sollievo, una consolazione. È vero? Amen. Amen. Alleluia, abbiamo bisogno di bere continuamente alla fonte dell'acqua viva. Amen. Gloria al Signore. Non guardiamo i cattivi esempi. Perché spesso, sapete, io ci rimango male perché so che a Dio dispiace. Ma come mai quella famiglia non viene più? Cercato una volta, 2 volte, 3 volte, non chiama. La porta è aperta. Se non si sente il bisogno, direi che non hai sete. Ma se ti rendi conto che hai bisogno di un'acqua speciale, non quella che si compra al supermercato imbottigliata, né quella che esce dal rubinetto di casa, ma un'acqua speciale che viene solo da Gesù. E allora sentirai il bisogno di entrare in chiesa e unirti ai fratelli e alle sorelle che come te hanno bisogno. Abbiamo bisogno Amen. di bere di quest'acqua. Amen. Alleluia. Le persone che trascurano bere dalla fonte, prima o poi si inaridiranno, si inaridiscono, spiritualmente parlando. È un qualcosa che noi dobbiamo evitare assolutamente. Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 17, l'Apostolo Pietro dice che ci sono fonti senza acqua. Avete letto questo verso? Si diventa fonte senza acqua. Guai a noi. Dio ci dia grazia invece di diventare canali. Sapete, la fonte è una. E poi da quella fonte l'acqua viene distribuita per mezzo dei canali. E anticamente, mi ricordo sempre, quando si pregava prima della predicazione, si diceva: Signore, ti preghiamo che il tuo servo sia un canale di benedizione per la nostra vita. Cioè il tuo servo mentre parla, predica la tua parola, possa incanalare l'acqua che tu hai sempre aperta, perché tu sei la fonte, Signore. E per mezzo del tuo servo quest'acqua possa giungere fino a noi. Che bello essere strumenti nelle mani del Signore. Facci essere fonti, canali di benedizione per gli altri, Signore. Amen. Alleluia. È meravigliosa la conoscenza che ha il Signore di ognuno di noi. Volevo condividere con voi in ultimo il Salmo 139. Alleluia. Salmo 139. Ci parla ancora della conoscenza personale che Dio ha di ognuno di noi.
Salmo 139. Lo leggiamo insieme. O Eterno, è un salmo di Davide. O Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Eterno, già la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e poni la tua mano su di me. Alleluia. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Cioè, come tu mi conosci, Signore, non potrò mai capirlo. So che tu mi conosci. Ed è bello avere questa consapevolezza ogni qualvolta ci troviamo alla presenza del Signore, o nel culto, in chiesa, o anche nel nostro incontro personale con Lui, quando siamo in preghiera da soli con Lui. Egli ci conosce. Versetto 7. Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte attorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Amen. Poiché tu sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Amen. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande la somma d'essi! Se li voglio contare sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio. Perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici usano il tuo nome per sostenere la menzogna, o Eterno. Non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto io quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Li tengo per i miei nemici. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. È bella questa richiesta da fare al Signore. Amen. Amen. Quando sei alla presenza del Signore, fai anche tu questa richiesta. Investigami, Signore. Scruta il mio cuore. Conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Amen. Che bella questa richiesta. Il peccatore che desidera perdono sa che non può nascondersi davanti alla presenza di Dio. Amen. Ma il peccatore
che non desidera il perdono perché ancora piace il peccato e non vuole lasciare il peccato, continua a nascondersi. E non sperimenterà mai quella libertà potente che viene da Cristo Gesù, che solo può spezzare ogni catena. Amen. Alleluia. Voglio invitarvi tutti, ancora in questa mattina, a presentarci davanti alla presenza di Dio e ad aprire interamente il nostro cuore. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.